L'inchiesta per le presunte irregolarità nelle gare d'appalto per l'assegnazione del servizio di ristorazione negli ospedali del Veneto si è parzialmente chiusa ieri mattina davanti al GUP di Padova Claudio Marassi. Il giudice, come richiesto dal pubblico ministero Silvia Golin, titolare delle indagini, ha rinviato a giudizio con l'accusa di turbata libertà degli incanti, turbativa d'asta quindi, e falsità ideologica, il presidente di Serenissima Ristorazione Mario Putin, il figlio Tommaso e l'amministratore delegato Flavio Massimiliano Faggion, ai vertici anche di un'altra ditta del settore, l'Euro Ristorazione, quindi il presidente di quest'ultima società Giuliano Ongaro e l'amministratore delegato Carlo Ernesto Garbin. La Regione Veneto e Azienda Zero si sono costituite parti civili. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 2 febbraio 2023, la prima notizia del giorno riguarda il processo alla Serenissima. In questo caso si parla dei vertici di un'azienda, la Serenissima Ristorazione appunto, che andranno a processo per il caso legato agli appalti nelle mense ospedaliere delle ULSS venete, una maxi inchiesta che è giunta ora a conclusione. Sullo sfondo l'accusa di monopolio in Veneto. E allora leggiamo la notizia sui quotidiani locali di oggi, partendo dal Gazzettino, di cui già vi ho letto le prime righe dell'articolo firmato da Marco Aldighieri. Il titolo: appalti per la ristorazione negli ospedali, a processo i vertici della Serenissima. Il GUP ha rinviato a giudizio il patron, appunto Mario Putin, assieme al figlio e all'amministratore delegato, con l'accusa di turbativa d'asta e falso ideologico. Quotidiani del gruppo Gedi titolano: appalti delle mense ospedaliere, deciso il processo per 5 imputati, tra loro Putin padre e figlio della Serenissima Ristorazione, scorporato invece il troncone che riguarda Mantoan. E a proposito leggiamo cosa scrive Cristina Genesin appunto sui quotidiani del gruppo Gedi. Infine avrà vita autonoma il troncone dell'inchiesta che riguarda l'ex segretario della sanità veneta Domenico Mantoan, oggi responsabile di Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, e l'ex direttrice di Azienda Zero, la trevigiana Patrizia Simeonato, oggi direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, coinvolta anche Alessandra Stefani, accusati tutti e tre di concorso nell'indebita induzione a dare o promettere utilità. Un troncone questo nato casualmente dall'indagine su Serenissima Ristorazione in occasione di alcune intercettazioni telefoniche. Di cosa si tratta? Mantoan avrebbe abusato del suo ruolo per convincere la manager di Azienda Zero a elargire 20.000 euro a favore della Fondazione Scuola di Formazione di Sanità Pubblica, soldi sollecitati ripetutamente dalla Stefani, dipendente dell'ULSS Berica, distaccata nella fondazione e legata ad amicizia con Mantoan. Questo scrive Cristina Genesin sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, nell'articolo appunto dedicato alla maxi inchiesta sulle mense ospedaliere con l'accusa di monopolio in Veneto. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: la maxi inchiesta, caso Serenissima, Putin a processo, ora a rischio le mense negli ospedali, nei guai il colosso della ristorazione, dubbi sul futuro dell'appalto. La vicenda: il GIP di Padova ha deciso il rinvio a giudizio di Mario Putin, dei vertici di Serenissima Ristorazione e di quelli di Euro Ristorazione per aver turbato la gara di assegnazione dell'appalto da 110 milioni di euro per le mense negli ospedali veneti. L'altro filone, se ne parla anche qui nell'articolo di Andrea Priante: il GIP ha stralciato l'indagine su Domenico Mantoan e Patrizia Simeonato, che appunto avrà invece vita propria. Insomma, un'altra tegola sulla sanità veneta, sicuramente, almeno per quanto riguarda la ristorazione nelle mense ospedaliere, un servizio che appunto, come sottolinea il Corriere del Veneto, oggi è a rischio ed è in dubbio il futuro dell'appalto. Ma torniamo sulle pagine del Gazzettino, dove si parla anche delle intercettazioni
nei confronti di Zaia, o meglio delle intercettazioni in cui compaiono anche le telefonate di Zaia. E allora Zaia ha intercettato l'istruttoria del ministero, le telefonate del caso Crisanti, Ostellari al PD, insomma un leghista che si rivolge al PD dicendo: l'ispettorato ha avviato la richiesta accertamenti sulla procura di Padova per i brogliacci, con le parole di Zaia. Dopo le critiche di Nordio in aula, la polemica politica pareva deflagrare, ora la questione diventa più tecnica. Allora cerchiamo di capire di che si tratta. Sulla divulgazione delle intercettazioni contenute nel fascicolo d'inchiesta sui tamponi rapidi, il Ministero della Giustizia ha avviato una richiesta di istruttoria nei confronti della procura di Padova. L'ha rivelato il sottosegretario Andrea Ostellari della Lega, rispondendo all'interrogazione dei deputati Gianassi e Orlando del Partito Democratico, i quali chiedevano se il ministro Carlo Nordio di Fratelli d'Italia avesse già esercitato il potere ispettivo dopo aver stigmatizzato nell'aula della Camera la diffusione delle telefonate intercorse tra il leghista Zaia e altre persone a loro volta non indagate, come ad esempio il manager sanitario Roberto Toniolo. Fra gli stralci diventati di dominio pubblico in particolare c'era quello in cui il presidente della regione parlava così di Andrea Crisanti, allora professore del BO e adesso senatore del PD, dicendo: stiamo per portarlo allo schianto. Insomma, ancora nell'occhio del ciclone le intercettazioni diffuse dalla trasmissione Report, quelle appunto in cui Zaia parla di Andrea Crisanti, uno scontro, quello tra il presidente della regione e il professore di microbiologia, già direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, uno scontro, dicevo, che naturalmente è avvenuto anche alla luce del sole in più occasioni, una vicenda appunto già nota al grande pubblico, che però si è arricchita del dettaglio ulteriore delle intercettazioni pubblicate da Report nei primi giorni di quest'anno. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Stiamo sempre nell'ambito della sanità e anche della politica. Zaia sceglie Anni Chiarico, arriva dal Lazio il nuovo super manager della sanità. La notizia sul Gazzettino di oggi, anche sugli altri quotidiani locali naturalmente. Abbiamo il profilo del nuovo direttore generale della sanità in Regione Veneto, pugliese di Taranto, è stato direttore generale a Roma e Modena, prima ancora era a Bologna, compirà 65 anni a settembre, per pochi mesi ha rischiato di non essere nominabile. Assieme al saluto del presidente della regione Zaia ci sono anche gli auguri di Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale e componente della Commissione Sanità, che rivolge un messaggio di benvenuto al nuovo direttore generale e dice: le sfide che troverà di fronte sono tante: ridurre le liste d'attesa, garantire a tutti un medico di base, potenziare gli Spisal per la sicurezza sul lavoro. Voltiamo pagina e parliamo adesso della siccità. Sul Corriere del Veneto un articolo molto interessante di Roberta Polese, appunto si parla di siccità, il Veneto è senza acqua, la regione deve studiare un piano di razionamento. Estate 2023, per la prima volta sarà a rischio la riserva potabile. E allora leggiamo il punto di Roberta Polese. Ieri i direttori e i presidenti dei consorzi di bonifica del Veneto, insieme alla dirigenza di ANBI, l'Associazione Nazionale per le Bonifiche e l'Irrigazione, sono stati sentiti nella terza commissione regionale ed hanno espresso tutti molta preoccupazione non solo per l'approvvigionamento dell'acqua ma anche per i costi energetici di bonifica e distribuzione. Se il trend delle precipitazioni continuerà così, la regione sarà costretta a studiare un piano per il razionamento dell'acqua. I consiglieri regionali fanno sapere con una posizione sostanzialmente bipartisan che le decisioni eventualmente andranno prese assieme alle altre regioni vicine. Questo per quanto riguarda l'ambiente e la siccità in Veneto.
Proseguiamo ancora con la rassegna stampa, si parla di autonomia, la notizia in primo piano sul Corriere del Veneto di oggi, il decreto legge, il disegno di legge Calderoli approda oggi appunto in Consiglio dei Ministri, Zaia si dichiara entusiasta, resta il no dell'opposizione e del Sud, è critica la vecchia guardia leghista, il testo è incostituzionale, dà soldi a chi spreca, insomma una certa confusione anche all'interno della Lega. Leggiamo le dichiarazioni di Luca Zaia: è come il primo giorno di scuola, ora ci insegnano l'alfabeto, noi puntiamo ad arrivare al master. Luana Zanella dall'altra parte, parlamentare veneziana dei Verdi, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, dice: questa riforma spacca l'Italia, i LEP devono essere scritti dal Parlamento. Le posizioni dei partiti riassunte sulle pagine del Corriere del Veneto rispetto a questa proposta, al disegno di legge Calderoli appunto sull'autonomia: sono favorevoli Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Azione Italia Viva, il centro di Calenda e Renzi, mentre sono contrari il Partito Democratico, l'Alleanza Verdi-Sinistra e il Movimento 5 Stelle. Il PD in Veneto di Andrea Martella ribadisce che no, così com'è non la voterebbe. Questo è il segretario regionale del Partito Democratico Veneto. Gli fa eco Erika Baldin, che sottolinea come il Parlamento saprà riprendersi il suo ruolo. Chiudiamo la rassegna di oggi con alcune notizie flash. La prima ancora di politica, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Ogedi, un'intervista di Laura Berlinghieri a Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale del Veneto e anche candidato sindaco a Vicenza per le prossime elezioni amministrative che si terranno probabilmente nel mese di maggio. Di cosa parla Giacomo Possamai? Dice: il tetto dei mandati è garanzia contro una politica ingessata. Lo dico anche a De Luca, presidente della regione Campania e collega di Giacomo Possamai nel Partito Democratico. De Luca che vuole candidarsi in eterno: non è possibile che il Veneto abbia per 20 anni lo stesso presidente. Insomma, un intervento duro, quello di Possamai, contro l'ipotesi dell'abolizione del limite dei 2 mandati per i presidenti di regione e anche per i sindaci, un'ipotesi in discussione a livello nazionale. Ancora un'altra flash, il censimento dei preti pedofili, la notizia sul Gazzettino di oggi: a nord-est sarebbero 48, tra condannati, denunciati e anonimi in Italia sono 418, 40 in Veneto, 8 in Friuli Venezia Giulia, 30.000 le vittime stimate. Questo secondo il primo report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiano presentato ieri dall'Osservatorio Permanente della Rete L'Abuso e dall'Associazione Internazionale Ending Clergy Abuse Global. L'ultima notizia di oggi è invece sul Gazzettino ancora e riguarda l'economia, i fondi per la ripresa. Quindi per il Veneto il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il PNRR, vale 6 miliardi di euro e 30.000 addetti. La regione fa il punto sull'attuazione con le categorie economiche e sociali. Nei comuni sono presentati 4.822 progetti, 8 progetti in media per ciascun comune, per un totale di quasi 2 miliardi di euro. In testa è il filone delle infrastrutture. Alle città di Padova e Venezia gli importi più elevati, ma sono coinvolti anche consorzi, università e luoghi di cultura. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.